Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo oggi a 10 minuti contro Nile VNV, VNVN, Madonna, a 0. Ok, ci gioca il gambetto Morra e noi mangiamo tutto. Ok, in realtà non ha giocato il gambetto con C3, che è la possibilità più popolare in questa posizione. Se mangio, lui sviluppa un pezzo e ha un gioco molto veloce. Invece donna per D4 mi dà la possibilità di giocare cavallo C6 guadagnando un tempo e andando subito in vantaggio di sviluppo. Come potete vedere ho di nuovo 1700 perché questa partita è una partita con l'Elo Rapid in cui io praticamente non avevo giocato partite, quindi avevo di nuovo punteggi molto bassi. Ok, prepariamo lo sviluppo anche di questo alfiere, perché no anche di qua. E questo vediamo se metterlo in fianchetto oppure giocare così. Mm, penso che vanno bene entrambe le possibilità. Ok, qua forse avevo cavallo 5 che era interessante. Alfiere G7. Ok, donna E1 è una mossa abbastanza passiva e l'idea è quella di schiodarsi e poter muovere questo cavallo, anche se non si vede dove abbia senso metterlo. Un H4 non ne ha molto, di qua impresa, non si capisce. Vabbè, arrocchiamo, C3, non sembra avere le idee chiarissime lui. E penso che in questo caso mi conviene sfruttare questo alfiere molto molto forte e la colonna C aperta per cercare di aprire qualche linea sul lato di donna. Per esempio con A5, A4, A3. Torre C8 è una mossa che farò prima o poi, magari anche l'altra torre, siccome questa torre anche sulla colonna A può avere il suo perché, appunto, se abbiamo intenzione di giocare a 4 a 5. Anche una manovra tipo cavallo D7, cavallo C5 sembra abbastanza invitante, perché questo cavallo qua adesso sta facendo non molto. Vabbè, dai, iniziamo con A5. Questo piccolo attacco per cercare di creare delle debolezze sul lato di donna. A4. Ok, probabilmente lui dovrà giocare mosse tipo A3 per bloccarmi questa avanzata. Ok, decide di reagire al centro, che ha comunque senso. Mm, vabbè, questo lo mangiamo. Potrei anche giocare cavallo di 5 in realtà, che non sembra male, però preferisco cambiare tutto. Adesso anche queste scoperte sono possibili sulla donna. Se io tolgo il cavallo, attacco la donna con guadagno di tempo. Ora non vedo scoperte forti, però in futuro probabilmente lui dovrà muovere ancora questa donna perché è troppo esposta. E adesso posso giocare a 3. A 3 è la mossa a cui puntavo quando ho giocato a 5, che indebolisce molto questa diagonale per lui. Anche la torre dietro sarà un problema. Il pedone in C3 sarà molto più debole una volta che questo pedone B2 sparirà. Ok, come volevasi dimostrare, la donna si è spostata subito dai 5. Era troppo pericoloso tenerla lì. E ora E ora posso mangiare in B2. Tra l'altro lui sarebbe costretto a mangiare con la donna perché altrimenti quest'altro pezzo sarebbe in presa se mangiasse di alfiere. Quindi la posizione sarebbe ancora più compressa per lui, cioè avrebbe tutti i pezzi qua senza un vero perché. Ok, ora la debolezza in C3 è abbastanza evidente, posso giocare cavallo di 5 attaccandola subito con due pezzi. Anche questa sembra una mossa abbastanza
chiamata. E forse cavallo e 4 deve giocare. O cavallo e 4, cavallo B1, vabbè, è indecente. Cavallo e 4 potrei attaccare subito il cavallo con F5 o anche con alfiere F5 per cercare di rimuovere il difensore di C3. Oppure, in alternativa, posso semplicemente continuare ad attaccare il punto C3 con torre C8, donna 5, mosse del genere, donna 5, poi torre FC8. Nero è molto molto attivo in questa posizione. Ok, c'è l'alfiere G4 che è un po' scemo in realtà. Per questo alfiere F5 mi piaceva più delle altre. F5 invece sarebbe la mossa un po' più diretta perché attacca proprio con un pedone questo cavallo, però allo stesso tempo si espone un po' di più. Anche questo alfiere rimane un po' incastrato qua, magari ci sono tatticismi con F3 perché dopo F5 non posso più tornare indietro comodamente. Ok, proviamo a analizzare su alfiere F5 cosa deve fare. Deve spostare questo cavallo, non si può perché c'è il pedone sotto. Può difendere questo pedone con alfiere D2. E sì, secondo me è quello che farà in caso di alfiere F5. E a quel punto non so se posso sfruttare in qualche modo questa posizione esposta dell'alfiere che comunque non è super difeso. Mm, non vedo niente di speciale. Ok, ci sono anche altre possibilità. C'è una possibilità più diretta, tipo cavallo per C3. Cavallo per C3 è carina perché, vabbè, cavallo per C3 sarà forzata. E a quel punto si viene a creare un'inchiodatura sulla donna lungo questa diagonale. E dopo torre C8 il cavallo non può essere difeso da niente. Perché, beh, rivediamo un attimo. Cavallo per C3, cavallo per C3, torre C8. L'unica mossa che difenderebbe questo cavallo è alfiere D2, che però a questo punto è impresa dalla donna in D8. Quindi anche questa è una possibilità. Guadagnerei un pedone. Sì, probabilmente è la più forte, anche perché crea una nuova minaccia, che adesso vi mostro. Cavallo per C3, su cavallo per C3, torre C8, la minaccia è che io quando riuscirò a rimangiare di alfiere qua, e abbiamo visto che io ci riuscirò di sicuro perché non c'è niente che lo possa difendere quel cavallo, io starò minacciando anche alfiere 2, intrappolando la torre, perché la torre in questo momento è l'unica casella che ha è 1 e l'alfiere da qua controlla anche questa, quindi sto creando continuamente minacce. Inoltre anche questo alfiere non sembra difesissimo, anche dopo alfiere per C3 attacco la donna è costretta a spostarsi, e infatti anche qua secondo me la posizione del bianco sta per cadere del tutto. Adesso attacco la torre, minaccio alfiere 2, minaccio che se tolgo questo alfiere, l'alfiere rimane sospeso, quindi alfiere 2. Come volevasi dimostrare, abbiamo guadagnato anche del materiale importante. A febbraio in uscita nell'Accademia di Mattoscacco il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. Ok, con donna per B7 lui aveva recuperato il pedone, però appunto troppe cose. Il nero è troppo più attivo. Vediamo se si inventerà qualcosa, però non credo. Forse alfiere H6? Yes. Ok, non credo che possa
che possano funzionare robe così. Who knows? Ok, la furbizia di questa mossa sta che se io sposto la torre, lui comunque si è creato questa casa per la torre che farà un po' schifo, però comunque non è sotto di materiale. Mm. Se mangio, lui mi mangia la mia torre, quindi anche in questo caso ha mantenuto un certo bilancio, diciamo. Vabbè, forse posso giocare così. Alfiere per. Ok, adesso in questo caso se si rimangia l'alfiere io sposto la torre e ho guadagnato la qualità. E in questo momento ho una mossa intermedia. L'unica mossa intermedia che vedo è alfiere per G2, che attacca la sua donna. In pratica alfiere perso per perso, prima lo sacrifico qua e poi mi mangerò il suo. Adesso vedo se di re o di donna. Lui fa la stessa cosa, cioè sacrifica il suo alfiere e probabilmente si è perso qualcosa, o forse me lo sono perso io. Che casino, se lui ha risacrificato l'alfiere, se io gli mangio la sua donna, lui mangia la mia donna. Mm, Vediamo se riesco a trovare qualcosina. Che se non trovo niente, probabilmente la posizione rimane sul pari. E non è che mi vada stragenio sta roba. Però mi sembra difficile che non riesca a trovare niente. Uff. No, beh, allora la donna gliela devo mangiare. Per forza, lui mangerà qui. E a quel punto tengo l'alfiero, mangio il suo. Ok, decido di giocarla così. Questo finale è estremamente pari, però ho ancora un po' di iniziativa. Può giocare alfiere B3? Sono così stupido, sì. Ok, allora il finale è assolutamente pari, ma anche mi sono perso qualunque cosa in questa partita. Torre per la mossa più forte perché minaccia le scoperte. E devo giocare così. Già, già. Pazzesco. Sono sicuramente perso questa alfiere H6, alfiere F8, alfiere 7. Incredibile questo alfiere cosa ha fatto. Ora ho anche poco tempo e dovrò inventarmi qualcosa per tenere questa posizione. Ok, re 1 probabilmente. Vabbè, un pregio della mia posizione è che lo tengo legato alla difesa di F2. Questi pezzi sono abbastanza coordinati. Va bene, ok, questo qua se l'è perso, probabilmente. E ok, ora ho di nuovo chance di vincere. Perché quello gli è proprio sfuggito, si vede. Tra l'altro adesso sto minacciando torre F2, torre H2, tante belle cose. Non è facile questa posizione neanche per lui a questo punto. Ok, questa è una mossa inutile, quindi mi mangerò. Mi mangio il pedone ma prima gli do scacco. Tanto Regi 1 non la può fare perché torre F8 guadagna la torre con lo scacco di scoperta, quindi deve andare in E1 e a questo punto il re si è allontanato di una casa dal fermare i miei pedoni, diciamo. Re F6, la torre non può giocare torre F8 scacco perché c'è l'alfiere.
che tiene e ora un po' alla volta spingeremo questi pedoni. Torre 6 è una possibilità, però cioè, sono tutti scacchi che mi danno fastidio fino a un certo punto. Alfiere di 6, il re si attiva, va anche a minacciare qualche matto. Adesso scacco qua non c'è, scacco qua non c'è. Quindi ok, continua a rompere al mio alfiere. Ora scacco non c'è, scacco non c'è. Quindi alla prossima mossa sicuramente spingerò ancora i miei pedoni. G4. Ok, questa partita è senza incremento, quindi sono un po' fregato. Devo essere abbastanza veloce. Ah, no, mi sembra strano come ho perso il vantaggio per solo quella storia lì di alfiere H6, alfiere F8, alfiere 7. Pazzesco. Adesso rischio anche di perdere. Ok. Alfiere 4. Alfiere 4 do scacco e poi inizio a spingere il pedone H come un pazzo. Per forza. Re di 3. Gli lascio mangiare questo probabilmente. Eh sì. Ok, inizia a spingere anche lui il suo. Ora minaccio l'alfiere e minaccio il pedone in A5. Penso che a questo punto il finale è abbastanza vinto. A gioco corretto. Ora torre C2 scacco, torre D2. Lui ancora non ha scacchi. Questo è tenuto con la torre. Ok, scacco. In caso di re F2 spero di trovare un matto volante, però non mi sembra. Su questo invece perde la torre. E con 4 secondi dovrei farcela. Non è detto, ma dovrei farcela. Questa la mettiamo qua per sicurezza. E ora spingiamo il pedone G. Ok, ora queste sono tutte automatiche. E ok, la posizione si vince tutta in pre-move grazie alla donna e alla torre in questo modo. E sono stati molto fortunati. E volevo vedere un attimo dove ho sbagliato perché qua la posizione sembra assolutamente vinta. Poi lui si trova questa super risorsa con alfiere H6. E boh, forse devo giocare torre 8 a sto punto, però mi sembra strano. Mangio, mangio. Non ho niente di meglio da fare, probabilmente. Se non alfiere G2. Alfiere per E7 è un'altra mossa che mi era sfuggita e lui è in partita qua, pazzesco. Ok, dopo torre di 2 anche alfiere V3. Dopo alfiere V3 rischio io seriamente di avere una posizione peggiore. Anzi, certamente una posizione peggiore qua perché ho un pedone in meno e basta. E poi per fortuna qua lui si è perso un pedone gratis e dopo si vede che è un po' anche tiltato oppure ha iniziato a giocare per il mio tempo, qua 38 secondi, quindi ci sta a iniziare a giocare un po' veloci, però diciamo che poteva giocare sicuramente meglio. Dopo qua invece l'importante è schivare tutti gli scacchi, non cambiare le torri probabilmente perché sennò si fa fatica a vincere. Anche questo qua crea molti problemi. E niente, dopo questo è tutto abbastanza facile. Alla fine, ok, classica cosa, quando si ha donna e torre si può
premuovere tutte le mosse perché ad ogni mossa sono occupate 2 colonne, quindi vediamo qua queste 2 colonne e il re è costretto a spostarsi di qua, donna, 2 colonne con scacco e quindi è tutto automatico questo matto con donna e torre. Quindi si può fare pre-move a manetta, per fortuna, perché sennò sarebbe andata malissimo. Niente, spero che vi sia piaciuto questo video, ci vediamo al prossimo e ricordatevi Master Think corso sta per uscire. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!